calcio, il campionato di promozione domani domenica alle ore 15:30 Aragona capolista gioca in casa contro Alcamo vice capolista. All'Aragona basta un pareggio per conquistare la promozione in eccellenza con un turno d'anticipo. Mister Carmelo Giordano, ci siamo, arriva la sfida più importante della stagione che può volere la promozione in eccellenza per la tua Aragona, arriva la vicecapolista Alcamo. Che gara dobbiamo aspettarci? La narrazione della stagione dice che abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Domenica abbiamo la possibilità di coronare questo sogno. Arriva l'Alcamo, una squadra che per certi versi ha fatto un campionato clamoroso. Devo fare complimenti a Vincenzo, alla società, perché forse non è una squadra che per nomi e per nomea aveva i pronostici a favore, ma attraverso una grande cultura del lavoro, di una società organizzata, di una piazza che ha fame di calcio come Alcamo, sono riusciti a contenderci il campionato fino alla fine. Spero che domenica sia una bella giornata di sport. È chiaro che noi vogliamo vincere, dobbiamo vincere e vogliamo regalare l'ultimo esame positivo ai nostri splendidi tifosi. Parliamo di campo, che partita ti aspetti sotto il profilo tecnico-tattico? È una partita dove tipo Santa Margherita, Gemini, Marineo, quando trovi squadre forti, attrezzate, il margine d'errore deve essere annullato. Mi aspetto una partita dove loro verranno qua a fare la partita perché sicuramente vogliono vincere per riaprire il campionato, però noi non siamo lì ad aspettarli, siamo una squadra che vuole imporre il proprio gioco e cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Come si vincono queste partite, mister? Io poco fa alla lavagna ho scritto alcune parole chiavi, ci vuole appartenenza, resilienza, atteggiamento, poi ho scritto 90esimo, saranno 90 minuti di battaglia dove il cuore deve andare oltre l'ostacolo e si vincono così queste partite. Credo che la tattica, la tecnica vadano in secondo piano, ma ciò che conta è l'atteggiamento. Come sta la tua Aragona? Come arriva a questa super sfida? L'Aragona sta benissimo, do una bella notizia ai tifosi, abbiamo recuperato anche Karim Miatta che ritorna tra i convocati, quindi siamo al gran completo, rientra a Genova dalla squalifica, quindi ci prepariamo all'esame finale in maniera ottimale e in ottima forma sia fisica ma soprattutto mentale. Quanto sarà importante il fattore campo? Avrete la spinta di oltre 1000 tifosi aragonesi. È una finale col vantaggio psicologico di giocarla in casa al cospetto del nostro pubblico. Non ti nego che anche io sono abbastanza emozionato perché sento il carico e gli occhi puntati di un'intera comunità, però cercherò in questi 2 giorni che mi separano dalla partita di distrarmi e preparare al meglio i miei ragazzi. Prontissimi, prontissimi, ci basta un punto, però noi vorremmo vincerla la partita a tutti i costi. I ragazzi sono molto carichi, si stanno allenando intensamente, è una bella settimana, si stanno allenando in maniera rilassata, tranquilla, quindi non vediamo l'ora che arrivi domenica. Ci giochiamo questa meravigliosa partita che tutti vorrebbero giocare. Per quanto riguarda i tifosi è inutile fare appelli ai tifosi perché già la prevendita sta andando a gonfie vele, quindi ci aspettiamo sicuramente il sold out al Totorrusso, ma come del resto lo è sempre stato, quasi sempre stato in tutta la stagione. Che Aragona servirà per battere l'Alcamo? La solita Aragona, noi è inutile nasconderci, fin dall'inizio abbiamo costruito questa squadra con le intenzioni di quantomeno primeggiare, se non vincerlo, ma poi col passare del tempo abbiamo capito veramente le nostre potenzialità e adesso servirà l'Aragona che vediamo, che abbiamo visto fino adesso, cinica, spietata, col massimo rispetto per gli avversari. E speriamo che tutto vada bene.